quindi abbiamo una Clio, terza classificata, eccolo qua, Alex, eccolo qua. Oggi è stato incaricato a collaudare gomme, ok? Poi ne parliamo a cena, perché dobbiamo ancora trovare la quadra delle gomme, l'abbiamo messo a fare il collaudatore, qualche spunto nuovo è venuto e dopo ne parliamo. Secondo classificato della Pietà Dario, con la Colt, vero che avevi la Colt tu? Una Colt Turbo Diesel, non l'avete mai vista, per la prima volta l'avete vista qua e vince. E un ringraziamento particolare per queste novità. Oggi ha portato anche un Audi A1 che non l'avete mai vista in Formula Driver, ok? Quindi Roberto Bianchin, il fotogomme è questo signore qua, ormai abituato a avere vino più alto del podio. Allora, siccome questo è un mondo un po' particolare dove si pensa sempre che uno che vince non è bravo ma ha qualcosa di più, questo signore ha qualcosa di più, no? Ma soprattutto, sì, perché le macchine vanno tenute giù, non avete capito, tutti alleggeriscono le auto e invece bisogna tenerle bene schiacciate a terra, ma soprattutto voi non lo conoscete, l'avete imparato a conoscere in queste 3 manifestazioni. Ci sono quanti anni di gare nei circuiti, in categorie, tanti anni di esperienza, quindi tanta esperienza. Ieri è mancata una persona e immagino vuoi dedicare. Beh, innanzitutto auguri a tutte le mamme che ci sono oggi. È venuto a mancare mio zio, ci abbiamo parlato. E vorrei un applauso per lui. Bravo, complimenti, purtroppo ogni tanto qualcuno va in cielo ed è giusto ricordarmelo e mandargli un abbraccio. Complimenti Roberto, poi ci vediamo al caffè al solito giovedì mattina. Grazie, complimenti per tanta qualità che ci portate alle nostre manifestazioni. Andiamo avanti con la categoria.